dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarno, sulla riva del mare nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre al Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Ogni giorno nelle nostre case piovono come delle pietre quando i mass media ci riportano la brutalità che si è consumata in una classe della Spezia, dove quel 18enne detto Abu è stato accoltellato e ucciso da un compagno. Ma da Milano a Napoli, passando per la Spezia, dalla Calabria alla Sicilia, gli episodi di violenza tra giovani si stanno moltiplicando. Così come non sono scomparsi i femminicidi e le violenze all'interno delle coppie nelle nostre case. Sociologi ed esperti provano a spiegare ciò che ci ammutolisce. Molti politici, troppi, anziché tentare di capire fenomeni complessi, preferiscono cavalcare l'onda emotiva e vendere ricette funzionali alla crescita e al consenso. In molte case però aumentano i genitori paralizzati dalla paura, dall'ansia, mentre i figli si ritrovano incapaci di slegarsi dal mondo dei grandi, ritenuti poco credibili, ambigui e poco coerenti. Cercare agganci tra questa realtà, tra questo scenario decisamente cupo e la pagina del Vangelo che ci viene proposta oggi è però ciò che dà senso a questa riflessione e al nostro pregare in questa domenica, se vogliamo che la fede cristiana che professiamo si agganci alla nostra vita e alla nostra storia. Partiamo dalle prime righe di questo racconto evangelico. Quando Gesù seppe che Giovanni Battista era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare sulle rive di Cafarno, sulla riva del mare. Gesù è profondamente scosso dalla tragedia della morte dell'amico, del cugino, del predecessore che adesso sa che non lo rivedrà più. Ma trova in se stesso una forza straordinaria di reagire a questo fatto. E il Vangelo di oggi ci dice che lui decide di lasciare Nazaret, che vuol dire la casa di mamma e di papà, le sue relazioni in quel paese e intraprendere l'annuncio del Vangelo che il padre gli aveva suggerito. E con pochissime battute e un solo verbo lasciare,
Gesù diventa un modello per i genitori di oggi, perché imparino ad accompagnare e a lasciare i loro figli per le strade del mondo, ma anche un modello in Gesù, esempio per tutti i figli, perché il crescere coincida con il coraggio di diventare grandi, di assumere dentro di sé un progetto di vita, di appassionarsi a questo progetto e di viverlo fino in fondo, al di là degli errori e delle difficoltà. Così riletto, il passo si presenta come un modello di umanità piena per noi, perché ci educa a quelle relazioni familiari che oggi abbiamo smarrito. Gesù non propone ai genitori e alle famiglie logiche di controllo e di videosorveglianza per i loro figli. Non chiede nemmeno severità, divieti continui e chiusure assolute o assenze o abbandoni dei figli. Gesù si presenta come maestro di relazioni familiari, perché ci fa respirare a pieni polmoni libertà e responsabilità, le sole condizioni che permettono alla grammatica degli affetti di esprimersi, di liberare emozioni e di diventare poi parola, discorsi. E quando la fatica interiore diventa parola, le distanze relazionali si accorciano, la solitudine si sgretula, la paura diventa fiducia e la violenza viene disarmata. Pensatevi, noi dovremmo fino in fondo scoprire la bellissima umanità di Gesù. E quanto bene fa immergerci nel Vangelo per cogliere sfumature, indirizzi e orientamenti che ci aiutano a cambiare dentro, a crescere e a migliorare. Ma questo cambiare dentro, che ci fa bene, è esattamente il cuore del messaggio che oggi Gesù ci ha detto. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Che vuol dire? Non c'è più una distanza abissale tra noi e Dio. E non siamo neppure noi che dobbiamo andare in cerca di Dio, ma è Gesù con il suo Spirito che si è chinato su di noi per mostrarci e rivelarci il suo amore, per consegnarsi il suo perdono e per rendere piena e forte la nostra libertà. Per questo motivo Gesù chiede di convertirci, per invitarci a cambiare stile di vita, a cambiare mentalità, modo di pensare, per smetterla di vivere per noi stessi, che ci rende tristi, e scoprire la bellezza del vivere per gli altri che ci rende migliori. Mi sono chiesto, servono i metal detector davanti alle scuole? Non credo. Sarebbe veramente un assurdo. Quello che serve davanti alle scuole sono degli adulti significativi che sanno testimoniare la bellezza dell'essere adulti per aiutare i figli a diventare veramente adulti e liberi, lasciando casa, padre e madre per assumere dei progetti significativi che rendono bella la vita di ognuno. Allora, la preghiera che mi è nata
a partire da questo Vangelo è la seguente. Caro Gesù, mia cugina ha lasciato l'Italia ed è andata ad abitare a Londra. Papà dice che sono quasi 80.000 all'anno i giovani che vanno all'estero per lavorare. Moltissimi di loro sono laureati e vanno via perché, così ripete mio papà, da noi gli stipendi sono troppo bassi. Gesù, è sempre stato così? Anche tu hai lasciato la casa dei genitori e sei partito per la tua missione. I miei genitori non sono contenti che i giovani lascino l'Italia per andare a lavorare chissà dove. E forse hanno ragione. Ma io non capisco chi ha ragione. Anche dentro di me c'è una voglia grande di andare lontano. E forse anche questa spinta è un tuo dono. Ti prego, Gesù, aiutami a crescere senza paura e pronto a restare in Italia o andare lontano, ma soprattutto andare dove vuoi tu. Grazie.